Abbiamo delle eccellenze, oggi sembra che ci siano delle attenzioni un po' strane verso queste eccellenze. Manovre centraliste attorno alle autonomie venete. Non si placa in Veneto la bufera scatenata dal decreto approvato dal governo che impone alle 10 maggiori banche popolari italiane di trasformarsi in società per azioni nel giro di 18 mesi, fra loro anche Veneto Banca di Montebelluna, Banca Popolare di Vicenza, Banco Popolare di Verona. In queste ore a Milano gli istituti toccati dalla riforma decidono la linea di comportamento da tenere, ma nel frattempo sul territorio continuano a levarsi gli scudi in difesa di quella che viene considerata la finanza buona. Ha distribuito ricchezze a chi ha fatto impresa e a chi ci ha lavorato nelle imprese. E secondo lo stesso ex leader di Confindustria Veneto, a rischiare un depotenziamento delle proprie prerogative è anche l'altra struttura di cui è attualmente presidente, apprezzata per il proprio impegno sul fronte del sostegno all'economia reale. Il Fondo Pensione Solidarietà Veneto, 48.000 lavoratori associati, negli ultimi 2 anni ha investito 35 milioni di euro in banche e aziende venete. Il pericolo, secondo i vertici, è che questo moltiplicatore venga fagocitato da brame nazionali. Per questo l'appello è, qui come nel caso delle popolari, a fare squadra. Rappresentanze politiche e sociali colgano questa opportunità per fare sistema assieme e per sottolineare quanto sia importante mantenere sul territorio anche un'importante gestione finanziaria.